felpa da un gruppetto di bulli a Jesolo, vittima un quindicenne di Mogliano, 2 minorenni denunciati, la vittima consigliata di non farsi vedere in giro per timore di ritorsioni. Aggressione in casa a un pensionato di Montebelluna che si è ritrovato faccia a faccia con un ladro, storia di emarginazione. La famiglia della vittima stava cercando di aiutare il 37enne che è stato poi arrestato. Falla commossa a Pordenone per i funerali di Stefano Del Piero, l'agente delle volanti colpito da infarto durante il turno di lavoro, le due questioni unite nell'ultimo saluto al collega. Alle 7 di domani mattina la lunga diretta di Antena 3 per raccontarvi la storica visita del Papa a Venezia dalla Giudecca a San Marco e la città si prepara ad abbracciare il pontefice. Finisce nella bufera sindaco di Mogliano per gli adesivi elettorali sulla carrozziera dell'auto. Fuori regola, attacca l'opposizione, la vettura intanto è stata rimessa in garage. Mom Corollo di incassi il direttore in un video agli autisti, vi chiediamo di effettuare il controllo dei biglietti, riconosceremo un aumento di stipendio, sindacati divisi, ulteriore carico di lavoro, dicono. A Camalò un'ex discarica si trasforma in un centro di addestramento per cani da salvataggio, gli animali si allenano a individuare dispersi in uno scenario che simula un terremoto. Sport, volley, tutto esaurito al Palaverde per gara 4 delle finali scudetto stasera. L'Imoco in vantaggio 2-1 contro Scandicci, la vittoria porterebbe al 7° scudetto. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei telegiornali di Antena 3. Un'ampia pagina di cronaca in apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, è stato rapinato della felpa da un gruppetto di bulli a Jesolo, vittima un quindicenne di Mogliano Veneto, l'intervista al padre. Nella telefonata mi hanno detto di recarmi subito presso il commissariato, che mio figlio era stato rapinato da una baby gang. Ho pensato al peggio, perché con quello che si sente oggi come oggi, diciamo che il nervosismo e la paura di quello che si sente mi ha alquanto scosso fino a che non l'ho visto di persona. Rapinato da una baby gang in Viale del Marinaio a Jesolo mentre controllava alla fermata gli orari del bus per fare il rientro a casa. A raccontare della disavventura accaduta a un quindicenne di Mogliano Veneto è il padre, che nel pomeriggio di quella che per il figlio doveva essere una giornata di svago con gli amici ha ricevuto la telefonata del ragazzo che si trovava in quel momento al commissariato di polizia. Mi ha detto: papà, mi hanno derubato della felpa di altri oggetti e mi hanno minacciato che se non accettavo o andavo oltre poteva succedere l'irreparabile. Il primo ad avvicinare il ragazzo è stato un coetaneo che già conosceva. Potrebbe essere stato lui, ma è tutto da accertare, a fare da gancio con i bulli. La felpa di marca, gli auricolari, un pacchetto di sigarette, la refurtiva. Il quindicenne, spaventato e in confusione, è stato poi soccorso da un passante che ha chiamato il 113. 4, tutti minorenni, i rapinatori, 2 dei quali sono stati rintracciati nella medesima zona e denunciati a piede libero. Io ho formalizzato con l'ispettore di rito la querela contro queste persone, che sono state subito segnalate e portate in centrale. E mio figlio era molto preoccupato, nel ritorno è stato silenzioso, non ha mangiato, non ha dormito, e adesso spero che questo episodio gli faccia capire anche lui che certe amicizie è meglio lasciarle da parte. Al quindicenne è stato addirittura detto di non farsi vedere a Jesolo per un po', per non avere ritorsioni da parte del gruppo, perché giustamente la denuncia è stata fatta, i ragazzi sono stati riconosciuti, non è detto che se lui tornasse a Jesolo questi ragazzi, riconoscendolo, possono fare peggio. E questo è molto grave. Sì, molto grave. La libertà di una persona è la prima cosa nella vita. Se mio figlio da domani o chiunque come lui deve uscire in compagnia, la libertà non ce l'abbiamo più nel nostro paese. Accusati di rapina e sequestro di persona, 2 giovani liberati dopo una settimana di arresti domiciliari. Sono stati liberati dopo 7 giorni ai domiciliari con braccialetto elettronico i 2 giovani, un 22enne di Chionsi e un 23enne di San Polo di Piave, italiani di origine marocchina, arrestati la scorsa settimana dalla polizia con le accuse di rapina, sequestro ed estorsione ai danni di un 24enne residente a Pordenone. La misura è stata decisa dal GIP del Tribunale pordenonese Rodolfo Piccin dopo l'interrogatorio di garanzia dei 2 indagati. Il fatto era avvenuto lo scorso 21 novembre a Pramaggiore, nel Veneziano. La presunta vittima nella querela aveva spiegato di essere stata attirata nell'appartamento dai conoscenti con l'accusa di giocare alla PlayStation e poi di essere stata picchiata e derubata dello smartwatch, ma dalle dichiarazioni rese al giudice dagli arrestati è emerso che sarebbe stato il 24enne ad aver maturato un debito con uno dei 2, offrendo impegno proprio l'orologio che, dato il valore modesto, gli è stato restituito. Secondo quanto emerso nell'interrogatorio, il litigio quel giorno c'è stato, ma solo per il comportamento derisorio della persona offesa. Non coincide
coincide nemmeno la versione dell'auto del 24enne urtata in città il 7 febbraio scorso. I due giovani, secondo quanto dichiarato al GIP, sono andati a casa del pordenonese nel tentativo di recuperare la somma di denaro, ma il loro mezzo sarebbe stato circondato e per questo avevano deciso di andar via. Le versioni sono state dunque ritenute credibili rispetto alle accuse mosse dal querelante. Noi torniamo sull'aggressione di Montebelluna di cui vi abbiamo dato notizia ieri sera, perché oggi siamo andati in via Pereira a Busta per farci raccontare dai protagonisti quella che è una vicenda di violenza nata però da alcolismo e emarginazione. Antonio Bozzonello, che è mio fratello, di fatto, si è visto questo uomo nella sua taverna, di fatto, che lui lascia aperto. E quando poi gli ha chiesto cosa volesse, lui ha cominciato ad aggredirlo e avvicinarsi, diciamo, a lui minacciandolo. Racconta così Gino Bolzonello l'aggressione di ieri mattina all'interno di questa casa di via Pereira a Busta di Montebelluna. Vittima è il fratello Antonio, che si è trovato in casa Aziz, un marocchino di 36 anni che dopo aver scontato 2 anni di carcere è uno dei tanti che vive di espedienti a Montebelluna. Una vita difficile per questo giovane arrivato in Italia all'età di 16 anni e che nel tempo è entrato in un giro di microcriminalità dal quale non riesce ad uscire. Aziz, tra l'altro, non è una faccia nuova in questo borgo. Lo conosciamo perché le abbiamo sempre aiutato e Rosa, mia moglie, gli fornisce gli alimenti. Per questo Gino e la moglie Rosa chiedono di non essere ripresi in una forma di pudore per quest'uomo dalla doppia personalità. E lo conosciamo, una persona mite. Il tema è che quando beve diventa estremamente aggressivo. Ma lui cosa fai? È senza fissa dimora? Senza dimora, sì, sicuramente sì. Alcolismo dunque alla base di questa aggressione che secondo Gino Bolzonello non poteva essere a scopo di rapina. Ieri è arrivato qua, però non è arrivato per i soldi, lui è arrivato per scappare da qualcosa, da qualcuno. No, ma lui è arrivato perché credo così che lui non avesse più un posto dove dormire. Ma Aziz sicuramente stava fuggendo dai carabinieri che l'avevano già notato fuori le righe in un bar vicino e che quando ha cercato di uscire da questi cancelli non ha esitato ad aggredirli. L'ho visto aggredire verbalmente e quasi fisicamente i 2 carabinieri che si erano qui presentati e che lo seguivano dalle 5 del mattino. Ai carabinieri non era stato che rendere inoffensivo l'uomo in stato di agitazione e dopo aver verificato che Antonio Bolzonello non avesse riportato lesioni dall'aggressione hanno condotto in stato d'arresto Aziz in caserma a Montebelluna. Per la famiglia Bolzonello, ma per tutto il borgo di via Pereira, un provvedimento che non risolverà la situazione di quest'uomo e i problemi che continuerà a crearsi e a creare. Cosa vi augurate per questo? Vi auguriamo che qualcuno si occupi di lui. Folla commossa a Pordenone per i funerali di Stefano Del Piero, il poliziotto delle Volanti di Treviso colto da infarto la scorsa settimana durante il turno di lavoro. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Usa questa citazione Don Omar Bianco per riscaldare i cuori dei fedeli che oggi pomeriggio hanno omaggiato Stefano Del Piero, il 49enne agente in servizio alle Volanti della Questura di Treviso, colto da un infarto subito dopo il turno di pattuglia nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana. L'arrivo del feretro è stato accolto da un picchetto d'onore riservato dai colleghi che per tutta la durata dei funerali sono rimasti in piedi di fronte alla bara. Un centinaio i poliziotti presenti in chiesa tra Pordenone e Treviso e poi i tanti amici e conoscenti di un uomo che ha sempre indossato la divisa con senso dello Stato e spirito di servizio. Nell'omelia Don Bianco ha voluto utilizzare una metafora dall'alto valore simbolico. L'albero che cade è la morte di Stefano e quando un albero cade spezza dei rami, quasi rischia di far cadere anche le piante che sono vicine. E credo che questo esprima bene ciò che ciascuno di noi sta vivendo in questo momento. I tanti alberi della foresta sono gli istanti di vita in cui Stefano Del Piero ha condiviso i propri momenti, dall'infanzia fino al lavoro. E poi l'amore per la mamma, il fratello e i tanti amici a cui era legato nella città sulle rive del Noncello. Chi ha lavorato con lui non ha potuto che ricordarne le doti. Tu instancabile lavoratore, curioso, intelligente, raffinato. Tu che con la tua prestanza fisica, le tue capacità professionali, sei stato un importante punto di riferimento per tutti i colleghi che hanno avuto il piacere e l'onore di lavorare nel teatro.
Proprio come al momento dell'entrata, anche all'uscita Stefano non è stato lasciato solo in quest'ultimo viaggio nella vita terrena, con il saluto che si deve a un rappresentante delle forze dell'ordine. Noi ora ci spostiamo a Venezia perché è tutto pronto per la storica giornata di domani. Lo vedo già collegato, eccolo lì, Lorenzo Maier con Alberto Pivetta direttamente da Venezia. Che clima si respira, Lorenzo? Buonasera. Buonasera a te e ai nostri telespettatori. Si respira un clima di grande attesa ma anche di molta serenità, devo dire, anche se i preparativi qui alla Salute sono davvero febbrili, si sta cercando di mettere a punto tutto quanto, ma chiaramente è tutto pronto e domani tutto funzionerà nel migliore dei modi. Ci troviamo poi qui proprio come giustamente dicevi, dove ci sarà il ponte di Barche, lo abbiamo detto più volte che il Papa attraverserà domani, ma ci troviamo anche in questa su una passerella di legno che è stata realizzata proprio per questa visita del Papa, per permettere alla Papamobile di poter transitare e di arrivare in sicurezza al ponte. La Papamobile sarà guidata chiaramente dai funzionari della Gendarmeria Vaticana e Venezia è pronta ad accogliere il successore di Pietro. Saranno 10.000 le persone che parteciperanno alla messa, grande messa in piazza San Marco, messa che verrà concelebrata dai vescovi di Triveneto, tra i quali ovviamente anche il vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi e dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. Tra i celebranti, concelebranti ovviamente anche il cardinale José Tolentino de Mendoza, un altro pilastro di questa visita di Papa Francesco a Venezia, che era molto attesa e che si preannuncia con tanti contenuti che non solo domani, perché quella del Papa sarà comunque una visita molto breve di 5-6 ore in città, non di più, arriverà domani in elicottero, atterrerà direttamente al carcere femminile della Giudecca, ma sarà importante poi vedere i frutti che questa visita lascerà nelle settimane e nei mesi prossimi, negli anni a venire, perché il Patriarca di Venezia l'ha più volte ricordato come sarà per tutti un punto e un ponte di svolta, perché Venezia vuole essere anche un ponte di pace e da qui si leverà certamente la preghiera di Papa Francesco da Venezia, che è la città della pace, perché cessino tutte le guerre. Il programma della giornata di domani lo abbiamo ricordato più volte, voglio solo aggiungere che saranno 150-200 i volontari in servizio che faranno sì che tutto si svolga nel migliore dei modi. Se non hai domande, Eddie, ti restituisco la linea e vi do chiaramente appuntamento a domani mattina. Grazie Lorenzo e grazie ad Alberto Pivetta che ha curato la parte tecnica di questo collegamento. Noi invece vi ricordiamo da domani mattina alle 7 la nostra lunga diretta per raccontarvi passo dopo passo tutti gli spostamenti di questa storica visita del Papa. L'abbraccio di Venezia, l'abbraccio del Veneto, l'abbraccio di tutti. 3 tappe per una giornata storica e migliaia di fedeli pronti a vederlo, toccarlo e sentirlo. Non solo nella città che Papa Francesco ha scelto per la 4ª visita di un pontefice in laguna. Con Antenna 3 potrete vivere passo dopo passo l'evento preparato da mesi. Dalle 7 del mattino pronta la nostra squadra di inviati dall'Isola della Giudecca, dalla Basilica della Salute e da Piazza San Marco per raccontarvi l'emozione dell'attesa, poi l'arrivo del pontefice alle 8, l'incontro con le detenute del carcere e con gli artisti che espongono al padiglione della Santa Sede alla Biennale. Alle 10 l'emozionante a tu per tu con i giovani, quasi 2000 alla Salute, e ancora il suggestivo attraversamento del ponte di Barche verso San Marco e la messa nella cornice più suggestiva del mondo davanti a 10.000 persone. Infine la visita nella Basilica e il saluto di Papa Francesco a Venezia e al Veneto. Momento per momento, Antenna 3 sarà con voi in diretta. E il Papa incontrerà anche i giovani di Azione Cattolica. Grande emozione fra chi è stato scelto per partecipare all'incontro. Un incontro speciale nella visita del Papa a Venezia.
Domenica mattina i giovani dell'Azione Cattolica del Veneto incontreranno il Santo Padre davanti alla Chiesa della Salute prima della messa in piazza San Marco. All'appuntamento saranno presenti anche i giovani della Pedemontana. Saremo noi a ricevere dal Papa sicuramente delle parole di incoraggiamento per proseguire con il nostro cammino di fede e un incoraggiamento anche a non perdere l'entusiasmo nel nostro servizio. In particolare per noi giovani di Azione Cattolica è importante appunto l'attenzione e la cura verso la nostra vita spirituale, ma anche il servizio verso i nostri fratelli più piccoli. I tempi in cui viviamo sono resi cupi e difficili dai venti di guerra che soffiano dal cuore dell'Europa e dal Medio Oriente, dalle migrazioni di interi popoli, dalla povertà che colpisce sempre più famiglie, dalle divisioni che lacerano la società. Ma il futuro è sempre e comunque in mano ai giovani e un incontro come quello di domenica può rivelarsi decisivo nella formazione delle nuove coscienze. I giovani, parlo in particolare per l'associazione di cui faccio parte, i giovani di Azione Cattolica, curano sì non solo la vita spirituale ma anche l'impegno attivo nelle proprie comunità. Si adoperano per trasmettere un messaggio di pace e di fratellanza verso tutti quanti e penso che l'impegno nelle proprie comunità, nel proprio territorio poi si estenda anche un impegno più generale, anche politico. Comunque vada, sarà una grande emozione incontrare il Papa a Venezia. Certo, allora per me non sarà la prima volta che incontro il Papa dal vivo, perché l'ho già incontrato in GMG a Lisbona quest'estate, anche a Cracovia qualche anno fa, però incontrarlo qui a Venezia, quindi praticamente a casa, è come dà la sensazione di un amico che ti viene a trovare a casa, no? Quindi è proprio un incontro speciale. Noi torniamo a Treviso, crollo di incassi per MOM. Il direttore in un video agli autisti: vi chiediamo di effettuare il controllo dei biglietti, riconosceremo un aumento di stipendio, attaccano i sindacati. La possibilità a chi lo vuole di effettuare attività di controlleria oltre la prestazione di guida. Per ogni multa correttamente eseguita verrà riconosciuto un importo di 6,5 € più il 20% se la stessa va a buon fine. È con un video inoltrato agli autisti MOM che il gestore dei trasporti Corrado Bianchessi ha informato i propri dipendenti dell'accordo che regolamenta l'attività di controllo dei biglietti da parte dei conducenti. Ciò che vi chiediamo, come prevede del resto il vostro ruolo, è quello di effettuare il controllo a vista. Dobbiamo tutti insieme reagire, come si fa del resto in ogni famiglia che attraversa un momento di difficoltà. Crollo della vendita dei biglietti, meno 10.000 al mese e numeri consistenti di mancati rinnovi di abbonamenti che si traducono in perdite ingenti di ricavi e, come viene annunciato all'inizio del video, in un incremento dell'evasione. MOM corre ai ripari, specificando ai diretti interessati del messaggio che i ricavi sono fondamentali per l'acquisto di nuovi mezzi. Di qui l'iniziativa dei premi agli autisti che decidono di svolgere anche il ruolo di controllore. L'ok all'accordo da parte dell'RSU dell'azienda, ma i sindacati sono spaccati e la CGIL va all'attacco. Si fa leva sulla questione economica, cioè invece di riconoscere ai lavoratori una retribuzione equa e commisurata alla professionalità del lavoro che svolgono, gli si dice vabbè, se vuoi portare a casa qualcosa di più fai qualcos'altro anche durante le soste. Non ci si può stupire appunto di un calo di un 10% della bigliettazione, che tendenzialmente non significa necessariamente aumento dell'evasione. Per il sindacato la questione si sposta alla vigilia della giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro anche sul tema della tutela dei lavoratori, ribadendo l'adesione allo sciopero di 4 ore previsto per l'11 maggio. La retribuzione è quello dei turni di lavoro eccessivamente lunghi, mancata concessione di giorni di ferie, lavoratori che chiedono un giorno di ferie e fino alla fine non gli sanno dire se gli verrà concesso o meno, perché la carenza di personale non permette una programmazione concreta e quindi una mancata conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, un lavoro che sta diventando sempre più stressante e purtroppo sempre meno retribuito. Parla il fratello di Daniele Abalsamo, conosciuto a Treviso come Danny Radiolina. Abbiamo saputo della sua morte dal vostro telegiornale, è stato un dolore atroce. L'abbiamo saputo tramite un WhatsApp che un nostro compaesano che vive a Treviso l'ha estrapolato da una
dal vostro articolo e me l'ha mandato su WhatsApp. Così ho appreso la notizia che era deceduto Daniele. Un messaggio e la notizia che Rocco a Balsamo non avrebbe mai voluto ricevere. Il fratello Daniele, 64 anni compiuti lo scorso marzo, se n'era andato per sempre, trovato senza vita nella sua abitazione. Saperlo solo in un obitorio ha aggiunto dolore ad altro dolore, spiega commosso Rocco. Ci ha buttato già nella disperazione in cui stavamo, perché non riuscivamo a contattarlo da più di 10 giorni. Nessuno ci ha avvisato tramite i carabinieri qui del comando di Senise o via, non so, come è la prassi. A Treviso tutti lo conoscevano come Danny Radiolina, un nome dovuto al suo girare in sella alla bicicletta sulla quale aveva installato un impianto audio, ma il Daniele che ricordano i suoi familiari era un'altra persona. Danny Radiolina, per quanto io mi fossi affezionato a Danny Radiolina, era il sottoprodotto di Daniele. Daniele era tutt'altra cosa. Costruttore elettronico con un lavoro a Senise, la passione per il volo e per il deltaplani a motore. Daniele, qualche anno prima di raggiungere la Marca, rimase vittima di un gravissimo incidente in moto che, racconta ancora Rocco, lo cambiò. E così mio fratello, nel suo viaggiare, alla fine si innamorò di Treviso. È un Daniele diverso che ha iniziato a contestare un po' le cose, a volersi spostare, quindi è arrivato poi a Treviso, dove ha messo su sta cosa sua e noi non potevamo che acconsentire a lui, perché se vuoi bene a una persona accetti anche quello che non ti piace o gli aspetti che meno condividi. Una distanza resa ancora più profonda dalle difficoltà per la famiglia di comunicare con Daniele. Lui non accettava l'idea di tenere il telefono acceso. Quindi abbiamo dovuto soggiacere alla sua volontà di comunicare con lui 2 o 3 volte alla settimana. Accendeva il telefono e chiamava lui. Se avevi necessità di comunicare con lui per qualche cosa, per qualche problema, dovevi aspettare quando accendeva il telefono. E così ha fatto fino agli ultimi giorni. Voltiamo pagina, finisce nella bufera il sindaco di Mogliano per gli adesivi elettorali sulla carrozzeria della sua auto. Fuori regola, attacca l'opposizione. Ne ho parlato direttamente con Davide, l'ho avvertito del fatto che l'auto così brandizzata non era assolutamente in regola con il codice della strada, e lo sapevo perché anche noi ovviamente ci eravamo informati per provare a brandizzare dei veicoli durante questo periodo prima dei 30 giorni della propaganda elettorale, e il comandante era stato molto chiaro. Dopo l'informazione informale che gli ho dato, visto che comunque lui continuava imperterrito a girare con quest'auto, e quindi ho interpellato il comandante Forte, che mi ha confermato che il sindaco Bortolato non poteva girare con quel tipo di auto per la città. Una questione di forma ma anche di sostanza fa intendere il candidato sindaco del centro-sinistra Giacomo Nilandi, che sull'auto brandizzata del primo cittadino uscente ha mosso battaglia creando un caso elettorale. Le regole, dice, devono valere per tutti. La replica di Bortolato è piccata. È chiaro che il candidato sindaco del centro-sinistra non ha contenuti dei quali parlare e si inventa queste contestazioni sterili, continua a screditare la mia squadra, continua a gettare fumo negli occhi ai cittadini. Mi piacerebbe parlare di temi che interessano la città e i cittadini. Anche ieri sera eravamo a Bonisiolo, abbiamo raccontato tutte le cose che abbiamo fatto in questi 5 anni, le tantissime cose, e abbiamo raccontato quello che vogliamo fare nei prossimi 5 anni. E la macchina dove si trova? Si è parlato con il comandante Forte? Sì, ci siamo parlati ieri, la macchina adesso è a casa. C'era una difficile interpretazione del codice, perché lì in quel passaggio non è chiaro, non si capisce bene. Alla fine insomma è uscito che la macchina deve stare a casa e la macchina è a casa. Insomma, l'auto è stata rimessa in garage mentre la polemica ancora circola. L'altra sfidante, Giuliana Tocchet, racconta di aver predisposto delle vele, tutto in regola. E mi sono sentita controllata per quanti minuti sta giù l'autista, macchine della polizia locale che controllano qualsiasi movimento del camion, e questa macchina è anomala. Perché io sono tanto controllata, non so se è altrettanto controllata questa macchina. L'unica cosa è che ho visto in Facebook questa macchina che era parcheggiata in un parcheggio non a norma, perché era vicino a un albero, e usciva nella sede stradale e addirittura era
in mezzo a una pista ciclabile e una pista pedonale. Questo non mi pare tanto a norma col codice della strada. Le polemiche su fascismo e antifascismo, da Cessalto interviene il sindaco di Forza Italia. Sì, assolutamente, mi sento e sono antifascista, la mia storia, mio nonno era partigiano, pertanto questa è la nostra storia, la storia del nostro paese, la storia dei nostri nonni e dobbiamo comunque mantenere questi valori vivi e ricordare. Esponente da sempre di Forza Italia, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, dice chiaramente da che parte sta dopo le polemiche più forti che mai sul 25 aprile e sul ruolo dell'antifascismo. Chi si dichiara fascista in questo momento storico vuol dire veramente che non ha né le capacità né diciamo la cultura per governare un paese. Ma secondo lei occorre definirsi, dirsi antifascisti? No, io lo do per scontato, dal momento che sei un cittadino libero, lo sei. Messaggio chiaro quello di Crosato, soprattutto per gli alleati più a destra, che arriva nel giorno in cui a Cessalto, Comune e ANPI San Donatese presentano uno studio, un libro sui cosiddetti IMI, gli internati militari italiani. Gli IMI furono dei soldati italiani catturati dopo l'8 settembre del 1943 che resistettero al nazifascismo nei campi di lavoro dal 1903 al 1945 senza aderire alle offerte nazifasciste per rientrare e riarruolarsi con loro. Tra questi, quelli ritornati, ci fu mio nonno Riccardo Fantin, internato a Geisenkirchen, lavorava in una fonderia e per 2 anni ha resistito e poi fortunatamente è ritornato a casa da mia nonna Norina. Storie individuali e collettive che ora sono pronte a diventare anche un percorso cicloturistico tra storia e paesaggio. Laddove questi resistenti, questi combattenti si nascondevano con l'aiuto delle famiglie. Siamo in un territorio completamente diverso, non è la montagna, siamo in un territorio piatto con poche opportunità se non quelle della ospitalità delle famiglie. Bisogna schierarsi. Un famoso partigiano del Gradiscano, Dino Zanuttin, che ora non c'è più, mi ha sempre detto: tu ricordati che ogni volta che apri bocca tu fai politica. L'antifascismo però non è un valore politico, è un valore civile dell'Italia, nata dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale, nata dalla Costituzione italiana. Apriamo la pagina economica. Centro Marca Banca in crescita, il bilancio 2023 a segno positivo erogato in questo stesso anno oltre 1 milione per iniziative culturali, sportive e sociali. La nostra linea guida è la sana e prudente gestione, lo è sempre stato e ovviamente la sana e prudente gestione porta al rafforzamento del patrimonio che è indispensabile per dare la solidità alla banca e di conseguenza gestire i rischi, sostenere l'economia locale. Un utile netto in crescita di quasi il 50%. Bilancio 2023 di Centro Marca Banca a segno positivo, anno caratterizzato dall'aumento della raccolta totale che ha toccato i 2 miliardi e 800 milioni, con un incremento di 172 milioni di euro rispetto al 2022. Quando la banca è solida può erogare credito anche nei momenti di difficoltà, di instabilità e sostenere il territorio e in particolar modo tutela i risparmi e tutelare i risparmi dei nostri soci, dei nostri clienti è la nostra priorità. Attenzione e presenza sul territorio, ma anche uno sguardo ai giovani e un ampliamento della clientela femminile. È erogato oltre 1 milione per le iniziative culturali, sportive e sociali. Le attività che facciamo nei confronti del mondo giovanile sono innumerevoli, a cominciare dalle borse di studio, a cominciare dai contributi allo studio, è uno dei nostri eventi principali, ma non è certamente questo, anche tutte le nostre attività sono comunque collegate, anche quando facciamo una sponsorizzazione o un partenariato con un'attività, una società sportiva, quello che ci interessa di più è il settore giovanile. Se c'è il settore giovanile noi ci siamo. Non ultima l'attenzione alla sostenibilità, perché in linea con il piano triennale Centro Marca Banca sostiene le piccole e medie imprese verso la transizione green, incluso l'uso delle tecnologie. È proprio questa, cercare di utilizzare la straordinaria potenza che hanno l'informatica, l'intelligenza artificiale oggi di moda, gestirla in qualche modo, ma senza dimenticarci di dare una pacca sulle spalle ai nostri soci, una stretta di mano. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Noi adesso andiamo a Camalò, dove un'ex discarica si trasforma in un centro di addestramento per cani da salvataggio. Cosa si prova quando il tuo cane trova una persona e la salvata? Questo è veramente, ti dà una soddisfazione che non so, è impossibile descrivere, perché quando vedi i vicini le loro lacrime di felicità è veramente una cosa che non puoi comprarla, ecco. Roman non è solo un istruttore, ma è anche un soccorritore sloveno che ha operato in disastri come il terremoto in Turchia, dove i cani con il loro fiuto hanno salvato molte vite. E qui a Povegliano insegna ai volontari italiani le tecniche di preparazione dei loro compagni a quattro zampe, in un luogo dalla storia davvero singolare. 10 anni fa com'era? Questo campo era una discarica a cielo aperto del comune di Povegliano, l'abbiamo chiesta, l'abbiamo gestita, loro l'hanno bonificata un po', l'abbiamo spianata, ricintata, piantumato degli alberi e piano piano abbiamo cominciato a portare delle macerie specifiche o materiali edili per costruire un campo di macerie. Campo di macerie cosa vuol dire? Ricostruire una zona terremotata. L'ennesimo esempio dell'impegno degli alpini per territorio e comunità. È motivo di grande orgoglio per la nostra sezione perché è uno dei pochi campi attrezzati allo scopo in Italia e devo dire che far sorgere questo campo di addestramento dove prima c'era una discarica, in qualche modo abbiamo utilizzato anche l'area disponibile, circa 10.000 metri quadrati, per attrezzarla a questo scopo. Un'area ieri dimenticata, oggi conosciuta e ambita in tutta Europa. Siamo sempre occupati e anche tutto prenotato il campo anche durante la settimana, sia da squadre d'Italia, tutta Italia vengono, e anche da squadre dall'estero. Fra 10 giorni abbiamo dalla Slovacchia, due squadre della Slovacchia. Perché l'addestramento costante è fondamentale per salvare delle vite in scenari difficili, e tutto grazie al fiuto dei cani che riesce a percepire la presenza di persone sepolte anche sotto 5 metri di detriti. Ma qui il primo passo è insegnare la disciplina non solo ai quattro zampe. Bisogna creare il rapporto tra l'uomo e il cane, insegnando al cane tutta una serie di esercizi e comandi che poi gli serviranno. Disciplina da insegnare non solo per l'attività di soccorso, ma soprattutto ai cani potenzialmente aggressivi. Fare dei corsi secondo me sono molto utili per chi comunque desidera avere un cane e poterlo gestire, perché non è sempre così tanto semplice, insomma. Bisognerebbe avere un patentino quando si hanno cani di grossa taglia, soprattutto aggressivi. Secondo me sì, poi secondo me i cani non sono aggressivi, a volte l'aggressività gliela trasmettiamo noi. Brava. Un modello di umanità piena perché donata e quindi realizzata. È così che il vescovo Michele Tomasi ha tratteggiato nella messa di questa mattina in cattedrale la figura di San Liberale, patrono della diocesi e della città di Treviso, ricordando il suo impegno per i poveri, per la difesa della fede cristiana e per la pace. Presenti alla celebrazione le autorità civili e militari e molti aderenti all'Azione Cattolica che hanno in San Liberale il loro patrono. L'invito del vescovo soprattutto ai laici a vivere a servizio della vera umanità nella politica, nel lavoro, nella scuola, nelle relazioni e nella condivisione delle fatiche della storia. Lo sport adesso, rugby, trasferta amara per il Benetton a Belfast. La maledizione continua. La cabala dice che i Leoni del Benetton non vincono in trasferta a Belfast da 13 anni e la numerologia ha confermato. Nonostante 5 mete messe a segno, i biancoverdi interrompono la striscia di 3 vittorie consecutive perdendo 38-34 contro l'Ulster, diretta avversaria in chiave playoff. L'unica consolazione sono quei 2 punti di bonus preziosi proprio per la classifica, ma la sensazione è quella di una ghiotta occasione persa. Buono l'approccio iniziale, ma gli irlandesi piazzano le mete che mettono subito in chiaro le cose, 21-8 alla fine del primo tempo. Ed è nella ripresa, pur tra difficoltà a stare in scia e con coach Bortolami chiamato a diversi cambi per svoltare l'inerzia della partita, che Treviso fa partire una rimonta che fa ben sperare, anche se a mancare è la capacità trasformativa dei calciatori, uno su tutto un Umanga particolarmente impreciso. Sono quei dettagli che non lasciano scampo, soprattutto se dall'altra parte c'è un Cunei perfetto. 5 mete per Treviso, ma finisce con la sconfitta, pur se addolcita dai 2 punti di bonus che piazzano al 6° posto i Leoni in classifica. Prossima sfida il 4 maggio, ancora in trasferta contro il Gloucester.
volley adesso Palaverde tutto esaurito stasera per gara 4 delle finali scudetto tra Limoco Conegliano e Scandici. In vantaggio 2-1 nella serie le Pantere del coach Santarelli con una vittoria agguanterebbero il 7° scudetto della loro storia per poi concentrarsi sulla finale di Champions League tutta italiana contro Milano. Scandici però ha dimostrato in questa serie di essere un'avversaria durissima e se vincessero le toscane si andrebbe a gara 5 prevista martedì. Noi ora passiamo alle notizie del Bellunese. In apertura alle opere infrastrutturali di Milano Cortina 2026, a pochi chilometri dal cantiere della pista di bob imperversa la polemica sulla variante che interessa l'abitato di San Vito di Cadore. Porta la data del 17 aprile la delibera del Comune di San Vito di Cadore con cui a un paio di mesi dalla scadenza del commissariamento l'amministrazione si costituisce in giudizio in risposta ai reiterati ricorsi presentati dai cittadini sul tema della variante di Alemagna che per il commissario prefettizio Antonio Russo costituirebbero abuso di tutela. Il Comune vuole chiedere il risarcimento economico per presunti danni d'immagine oltre ai costi sostenuti per le spese legali. La risposta presentata oggi a mezzo stampa dal comitato No Variante ANAS è risoluta. 1. I ricorsi presentati sono stati tutti dibattuti, sintomo della legittimità delle richieste. 2. Il Comune non era obbligato a costituirsi di volta in giudizio. 3. Il Comitato opera al solo fine di tutelare il territorio e in forza del diritto garantito costituzionalmente di manifestare il proprio pensiero. I cittadini hanno agito nel rispetto delle leggi per tutelare i propri diritti. Noi crediamo di agire per San Vito, per la salute, per la incolumità. L'unico vero danno d'immagine è quello sotto gli occhi di tutti, tuona il Comitato, con riferimento ai numerosi cantieri a cielo aperto e ai molti nodi ancora da sciogliere sotto il profilo legale. Su tutti, nel DPCM dell'8 settembre 2023 riguardo il piano complessivo delle opere olimpiche Milano-Cortina, la variante non è riportata, come testimonia peraltro la cartellonistica dei cantieri ancora relativa ai mondiali di sci del 2021 e che sfora abbondantemente i termini previsti. Questione questa finita sotto la lente della Procura Contabile del Veneto con indagini ancora in corso. Il Comitato avverte si rischia il danno erariale. Ma anche dal punto di vista idrogeologico ci sono delle perplessità, come nel caso del ponte previsto sul torrente Rusecco, già teatro di esondazioni in passato, anche mortali, come accade nel 2015 in cui persero la vita 3 turisti stranieri. Il tutto chiosano i cittadini per una variante da 64 milioni che coi suoi 2 chilometri di lunghezza, a fronte di un risparmio di 3 minuti sul tempo di percorrenza, rischia di aumentare il traffico di mezzi pesanti, di mettere a rischio le attività commerciali e di deturpare i paesaggi silvestri del paese ai piedi dell'Antelao. Questa azione di richiesta risarcitoria da parte del Comune credo che preoccupi un pochettino tutti i comitati spontanei, a partire da quelli di Longarone, di Cortina, della Valtellina, piemontesi. Siamo appunto preoccupati e stiamo valutando. Giunge al termine il fitto programma di eventi per le commemorazioni del 60° anniversario della tragedia del Vajont. Sono una quarantina i giovani provenienti un po' da tutta Italia che partecipano al progetto Oltre la memoria siamo noi, il futuro del pianeta, evento conclusivo delle celebrazioni per il 60° anniversario della tragedia del Vajont, realizzato grazie al patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Longarone e che ha portato i ragazzi, quasi tutti già attivisti o professionisti nel campo della tutela e riqualificazione ambientale, a visitare i luoghi della tragedia. 3 giorni di incontri, dibattiti e proposte per fare memoria, perché gli errori di ieri vivono ancora nelle scelte dell'oggi e senza memoria non c'è futuro. La memoria è importante perché permette di definire, sia pur in modo imperfetto, impreciso e talvolta anche un po' furfantesco, una propria identità. E quindi è indispensabile avercela perché in base alla valutazione di ciò che siamo capaci di fare progettiamo il nostro futuro. Il progetto è iniziato a gennaio per avvicinare progressivamente i partecipanti alla visita vera e propria di questi giorni. La prima tappa ieri in municipio per l'incontro di benvenuto con l'amministrazione comunale per poi spostarsi nei luoghi simbolo del disastro come il cimitero delle vittime di Fortogna e la diga. Oggi al Centro Culturale di Longarone l'occasione per un confronto aperto con il sociologo Diego Cason,
mentre per domani è previsto l'evento conclusivo, in cui si discuterà di come l'eredità del Vajont possa concretizzarsi in nuove azioni e nuovi strumenti per realizzare un futuro dove le esigenze industriali vadano di pari passo con il rispetto del territorio e delle comunità che lo abitano. Ed è tutto per questa sera, ora il meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Miti correnti afro-mediterranee affluiscono sull'Italia, tempo buono e clima più gradevole. Il dettaglio di domenica 28 aprile. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature stazionarie, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 18 e 22 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo con tanto sole, non sono attese piogge. Sarà sereno al massimo con qualche nube qua e là. Temperature minime sui 5-8 gradi, massime intorno ai 19-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso non mancherà il sole, qualche nube in più sulla cresta di confine. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.